aveva ucciso un giovane connazionale, Marouane Ben Amer, di 30 anni, la sera del 16 settembre del 2023 nell'area verde di questi condomini di via Aldo Moro a Vigonza. Dopo un litigio con un complice, all'epoca 36enne, lo aveva colpito alla coscia con un taglia-unghie, recidendo l'arteria femorale del giovane. Dopo un primo arresto, avvenuto da parte dei carabinieri 6 giorni dopo l'omicidio a Sanremo, dove si era rifugiato con il complice per sfuggire alla cattura, e nonostante una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi per omicidio preterintenzionale, il 45enne tunisino era riuscito a rendersi irreperibile. Tutto questo fino a lunedì pomeriggio, quando i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Padova lo hanno rintracciato e arrestato. In Italia, senza fissa dimora, il tunisino è stato accompagnato nella casa circondariale del Due Palazzi di Padova.